la nostra fortuna dove andiamo, una comunità che le tiene la risposta pronta. Ah, sì, sì. Cioè, signor Siani, questo assegno mi è tornato indietro, si vede che si è affezionato. Un ammalato in ospedale disse: dottor, ma un'operazione all'appendicite è pericoloso, non ti preoccupare, a 1 su 1000 succede qualcosa. Dottor, a che numero sta? Addirittura stiamo perdendo i capelli perché da farmacia, e tutto sto perdendo i capelli, che sta a fare? Voglio che sia ascinato perché non faccio avuto 50 euro. Una volta che la risposta, che la risposta pronta, tutto pronto, tengo una talmente intelligente, quindi quando tutto la mazza mi dice che mi portare, ti capito no? Guarda, tengo una tutto un bastone, mi dice tu quando rete, fate tengo una talmente intelligente, ma quando tutto un bastone mi risponde a coppa. Gente che ti attaccia la batteria del cellulare, ma il cellulare tu quando tu la batteria, a me tu riuscivi a me a battere per 24 ore. Poi il cellulare aspetta a batteria, ma che non telefono non piccia la seconda cosa. Il napoletano è fatto capire che quando accendino il napoletano quando stiamo pure un po' pomodorino. Un napoletano un po' pomodorino sta così. Il pomodorino è chi? La sera, ognuno si mette grazie. Cioè chi c'è difficoltà a chiedere questa rete? Si mette proprio troppo tanto. Addirittura una volta gente che secondo me ci stanno seguendo, ma perché? E mi dicono che ci sta da rete, non fate su chi ci ha preso la coppa. E invece la donna, col pomodorino, si mette un coppa a punto, cioè fate là. Caso tutte fossero che stanno andando, guarda qua. Guardate, allora voglio lasciare in giro. Non mi lasciate fatta la parte, gente, io mi spunetto mezzo su un ghiu, scarabè. Napoli è una città difficile, è vero, è complicata, stiamo facendo tanto per aiutarla, per dare un'immagine buona della nostra città. Addirittura hanno fatto, mi ricordo a ottobre, hanno fatto la notte bianca, ve la ricordate? Hanno fatto la notte bianca, il periodo era ottobre. Ottobre hanno fatto la notte bianca, e che succede? Certi fila esagerato per qualsiasi cosa. Questo per mangiare un cornetto, certi fila esagerato, ma più di 4 km per mangiare un cornetto, e prima di faccio un bambino che se la ci fattano un po' 4. Gente che hanno un bambino, ma che desiderata, mi sta parlando la vaca. Ma perché quando hanno fatto la prova antiterrorismo a Napoli? Era una prova! Non avete capito il meccanismo, era una prova! Si vede per una prova! Sempre ride 4 ambulanze capote, era una prova! Si vede che sono combinati i camerieri pubblici, si vede ancora si è arrivato con il signore di Scina, ci hanno fatto per sotto! Come ci però, grazie, per concludere. Grazie. Mi fa piacere però aver organizzato all'Enafreghe che poi nessuno sapeva non fare l'Enafreghe, cioè bello, ma questo stare a mondo e poi una roba che mondo non la mondo. Mi ricordo l'Enafreghe, mi ricordo il fatto che andavo spesso alle Dell'Ande e mi ricordo proprio la mia prima ragazza che veramente era bruttissima. Era veramente ma proprio no, quando c'è tutto proprio che fatta c'era proprio non bello, ma proprio non bello, proprio brutto. Era proprio un pavo, era una cattiveria, lo sfreccio, non era una firma. Guarda, era un rigatta, pensate, era talmente brutto la proprietaria dell'Ande, io come la settimana in casa rispetto che solamente ci sento che poi mettiamo la cavallo. E io come la settimana in casa non si sono lasciato a bucare, che mi ci vuole in culo. E quindi ho detto, ma sul giorno dello stagiotto, c'è detto, se vinco i fucili con lo stagiotto, stanotte deve dormire con me, lo stagiotto come ti ho detto, stanotte mi c'è un fucile, ci chiama tre colpo andare. E quindi la voglio talmente brutto, come la settimana in casa di fantasma, appena scelto, mi sento qui, già stai, voglio un po' sonata, un quattro, la mattina. È vero, è stato davvero.